Probabilmente mi porto a casa il modo in cui le persone parlano di come ci mettono il cuore in questo lavoro e delle nozioni comunque teoriche che mi serviranno nel futuro. Prima è bello vedere i luoghi di lavoro delle persone. E mi sono trovata piuttosto bene, anche perché io frequentando il liceo delle scienze applicate non tratto argomenti di tipo economico, quindi è stato un buon approccio verso questi argomenti che di solito non tratto. La maggior parte delle cose le ho scoperte adesso e devo dire che sì, mi ha fatto piacere. Sì, assolutamente, abbiamo affrontato problemi che ci riguardano, come superarli e cose che di solito tante persone considerano tabù parlarne a scuola e in pubblico anche con i genitori. E ho sempre pensato che il conoscere la parte finanziaria e come funziona una banca per noi giovani è molto importante, perché poi quando andremo a vivere da soli o comunque quando entreremo in questo mondo, avere una formazione prima, diciamo, per me è importante. Certo, perché più che altro poi andando avanti col tempo, se non siamo consapevoli di quello che può succedere, siamo sempre più a rischio, secondo me. Si sa che noi giovani avremo dei problemi grossi per quanto riguarda le pensioni, quindi già iniziare a pensare agli investimenti e a queste cose già appunto da giovani è importante. Cosa ti affascina di più del mondo bancario? Sicuramente il fatto che grazie alle banche si possono finanziare progetti e sogni delle persone e dare vita all'economia. Che cosa ti è piaciuto di più di questa mattinata? Le brioche. Quelle ci stanno perfettamente. Ma c'era qualche argomento che non sapevi, qualche curiosità? No, mi è piaciuto molto l'ultimo intervento, perché comunque ha parlato di quanto fortunati siamo noi giovani ad avere una grande prospettiva di vita e di iniziare subito a lavorare per arrivare ai propri obiettivi, ai propri sogni. Mi ha colpito molto perché di queste cose nei giornali non ne parlano assolutamente, quando secondo me dovrebbero farlo di più. Ma hai mai pensato di venire a lavorare in banca? Mi piacerebbe molto come lavoro in banca, in comune, e sono felice della scuola che ho scelto, spero che comunque possa portarmi a questo in un futuro.